Io ho finito, passerei a, vuoi dire tu adesso, a Bertino magari le sue idee. Allora, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce, io sono Roberto Miglioranza, candidato alle prossime amministrative della lista civica per Di Angelo. Voglio ringraziare innanzitutto coloro che mi hanno convinto a intraprendere questa nuova sfida, che mi offre la possibilità di confrontarmi con la gente di Sumarra, non solo per cercare di risolvere i vari problemi esistenti nel nostro territorio, dalla viabilità alla sicurezza, dal sociale al commercio, dall'artigianato, presenti nel nostro territorio, ma anche alle varie attività culturali, sportive esistenti, e anche per ascoltare i suggerimenti che ognuno di voi mi potrà dare e mi sottoporrà per migliorare la qualità di vita del nostro paese. Scusate, ma io leggo. Spero, se eletto, di essere all'altezza del compito che vi sarà assegnato. Come sapete, io non ho mai partecipato a nessuna iniziativa politica. Per me è come affrontare quasi il giorno dell'esame, con tutte le paure e i timori che ti accompagnano prima di attraversare la fatidica porta e sederti davanti ai professori. Sicuramente però l'esperienza che ho maturato nel campo amministrativo in cui sono impegnato quotidianamente mi sarà d'aiuto. Sono convinto però anche che con il candidato sindaco, con tutto lo staff presente e con il vostro appoggio, mi permetterà di affrontare questa avventura con la massima serenità. Sono certo innanzitutto però che l'iniziativa che abbiamo intrapreso porti ad avere un risultato concreto, vale a dire un'elezione al primo turno del nostro Angelo. Dovremo poi continuare con una collaborazione fattiva con tutta la popolazione del nostro territorio, al fine di dare quelle certezze e quelle sicurezze che attualmente non sono presenti. Di noi però dovranno parlare i fatti, non le parole, che potrebbero essere anche convincenti, ma sempre parole o promesse rimangono. Perciò Angelo, questa sera, di fronte a questa assemblea, bisogna impegnarci a dimostrare che quanto è scritto sul programma, che hai già elencato, dovranno seguire i fatti. Voglio dire che tutti gli interventi previsti, non tutti gli interventi previsti, ma quegli interventi previsti nel nostro territorio dovranno essere portati a compimento con le giuste priorità che ognuno di essi porta e che poi saranno discusse con tutta la popolazione. Inoltre dovremo sempre dare delle risposte sistematiche a tutte le interpellanze che ci saranno poste. Durante il percorso sicuramente ci saranno delle difficoltà, ma la voglia di cambiamento presente in ognuno di noi sapremo tranquillamente superarle. Grazie della vostra attenzione.